Quando ero ragazzo e io abitavo qui, proprio dalle parti di Porta Capuana, via San Giovanni a Carbonara, di pomeriggio eravamo a casa, mamma casalinga faceva i servizi, mentre io facevo il lezione. Ora mia moglie stava dicendo, sì, mamma ti faceva i servizi, lasciamo perdere. Sono due termini però, servizi e lezioni, che in napoletano hanno un significato molto più estensivo, addirittura diverso da quello che significa in lingua nazionale. In lingua napoletana le faccende di casa sono i servizi. Fatto liet che non sai a chi aspetta, a ricetta a casa che non sai chi tras. Ecco, a ricettare, fare una rassettata superficiale di casa, in napoletano è a ricetta a casa. Beh, dare un po' di ordine, un po' di pace. In italiano trovare ricetto vuol dire finalmente trovare un po' di calma, un po' di pace. È come quando diciamo a ricette fier, no? A ricette fier significa rimettiamo i ferri nella cassetta, diamo pace ai ferri che hanno faticato fino a mo', anche se talvolta poi fra il ricetto della lingua nazionale, trovare ricetto e trovare pace. In napoletano a volte è un po' il contrario, chi li si è ricettato con motorine, cioè si è fatto un incidente, altro che pace. Una ricettata, insomma, vuol dire fare quelli servizi a coppa, insomma, quelli che vede la suocera. Se vuoi fare invece dei servizi fatti per bene, devi, come devo dire, sfregare, strofinare, che in napoletano è sceria. Scerea, termine meraviglioso della lingua napoletana. Lavare i pavimenti è a già fare una lavata in terra. Spolverare è a già a povera. Ma il più famoso servizio, la più famosa faccenda di casa, quindi che in lingua napoletana era il bucato, che in napoletano è aculato, napoletano antico, oggi ormai desueto, da cui nasce il famoso detto facesse una culata e ascesso sole. Culata è dallo spagnolo colada, che significa appunto fare il bucato. Quando una volta si faceva nel tino, la persona che si sente perseguitata dalla sfortuna dice ogni volta che lavo i panni immancabilmente piove, faceste una culata e ascesso sole. A proposito dei servizi, il mio soprannome è Miesu Servizi, sì, perché non porto mai a termine le cose che ho cominciato. Spesso faccio anche un malo servizio quando creo un bel danno. In un altro senso poi la parola servizio rientra nella fregatura. Lui mi ha fregato, ma la misa a chillu servizi, l'ha giuta a chillu servizi, l'ha fatto servizi, quindi l'ho buggerato, l'ho fregato, come devo dire, però tecnicamente significherebbe io l'ho messo nel di dietro. E sapete perché? In questo caso la parola servizio, io l'ho messo a quel servizio, deriva dall'antico nome del clistere, che era, insomma, sapete, quello strumento che introduceva direttamente nell'intestino dei liquidi attraverso l'ano. Bene, il clistere veniva chiamato nell'antica Napoli o serviziale e quindi fargli il servizio significava appunto infilargli l'ago del serviziale, il beccuccio del serviziale, la giuta a chillu servizie. Vediamo un attimo chi si ricorda la scena di Totò, Peppino e la mala femmina, quando loro vanno al Tabarenne a fare una cena leggera e il cameriere dice vi farò un bel servizio e Totò dice e questo ce lo fa il servizio. Mentre mamma faceva i servizi, noi figli facevamo l'assegno. Beh, questo è un altro termine in realtà che noi usiamo da decenni, che però è molto molto meridionale. A signorina tarata l'assegno, ragazzi ora vi do l'assegno per domani. L'assegno in questo caso non è il titolo di credito, quello che va firmato, ma è l'insieme di compiti da fare domani. L'altro sinonimo di a già fare l'assegno a casa è a già fare lezione. Altra grande differenza fra nord e sud. Al nord le lezioni le fanno i docenti, i professori, al sud le fanno gli allievi, insomma gli studenti. Proprio due Italie, i due popoli non si potevano mai capire, i servizi, le lezioni, l'assegno, ma come ci potevamo capire?